Ok, buonasera a tutti, benvenuti nella grazia e nella pace del Signore, amen. E un bentornati anche quelli che ci stanno seguendo da casa. Stiamo studiando questo libro, il libro di Apocalisse. È interessante che il significato della parola Apocalisse vuol dire rivelazione, ok? Quindi Dio ci sta rivelando diverse cose che succederanno nei tempi futuri. E oggi noi vedremo una cosa molto interessante, perché la parola di Dio ci fa penetrare nella mente del nemico, no? E la Bibbia è molto interessante perché non solo ci rivela quello che Satana può fare, ma ci rivela anche quello che Satana pensa, ok? Quindi, sapendo quali sono i suoi pensieri, ovviamente noi abbiamo la possibilità di combattere meglio la nostra battaglia. Okay? Questo è quello che succederà fra breve, diciamo così. Sappiamo che tutto questo che succederà solo dopo il rapimento della Chiesa, okay? Almeno la parte che noi stiamo studiando adesso, e vedremo quale sarà il tipo di società in cui vivranno quelli che saranno rimasti qua sulla terra dopo il rapimento. Okay? Prima però vorrei pregare insieme a voi che il Signore ci dia lucidità e intendimento per capire la sua parola. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per questa sera in cui possiamo stare insieme. Ti chiedo, Signore, di benedire la nostra comprensione della tua parola e veramente che noi possiamo fare nostro tutto l'insegnamento, mantenerlo dentro di noi e non lasciare che questo insegnamento possa sfuggire via, ma che rimanga impresso nella nostra memoria per fare le cose ancora più vicino a te. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, partiremo da questo testo biblico che si trova nell'Antico Testamento, nel libro di Isaia. Allora è interessante che, proprio come dicevo prima, questo testo ci fa penetrare, ci fa entrare nella mente di Satana e quali sono i suoi principi, no? Dove lui vuole praticamente arrivare. Vediamo qua. Mi avete aperto di nuovo il file? Perché ho bisogno di andare più avanti. Mi vai alla... No, ci penso io, ok. Vediamo qua. Eccolo qua. Ok, quindi oggi noi vedremo qual è lo scopo primordiale di Satana. Okay? Si trova in Isaia capitolo 14 questo testo e ci parla proprio di come Satana pensa. Dice così: il tuo fasto, ossia la tua grandezza, la tua ricchezza, riferendosi proprio a Satana, dice il tuo fasto e il suono dei tuoi salteri sono stati scendere nel soggiorno dei morti. Interessante questo inizio quando dice i tuoi salteri, perché sapete cosa sono i salteri? No? Sono degli strumenti musicali antichi, ok? Perché la parola di Dio ci mostra Satana come una persona, come un essere spirituale molto ricco, tra virgolette, spiritualmente parlando, e con dei salteri, perché lui, voi sapete che aveva una responsabilità molto interessante nel giardino dell'Eden. Lui era il ministro della lode, ok? Ossia, lui aveva proprio la responsabilità di guidare l'esercito celeste nella adorazione. Allora questo ci fa capire il perché oggi la musica è tanto usata per scopi cattivi, ossia musica con messaggi mondani che riempiono la mente dei ragazzi, è proprio per il fatto che dietro la musica c'è un direttore d'orchestra ben intelligente che vuole fare del male ai nostri ragazzi, okay? Alle generazioni che stanno calcando la terra qui. Quindi, andando avanti, dice: sotto di te c'è un letto, sta un letto di vermi e i vermi sono la tua coperta. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino? Alcune traduzioni qua traducono proprio Lucifero, ok? Qua sta parlando della caduta di
Lucifero, dell'astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni, tu che dicevi in cuor tuo? Ossia, adesso noi entriamo proprio nella mente del nemico, vediamo qual è il suo scopo principale, il suo scopo primordiale, cosa lui ha intenzione di fare. E dice così: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Qual è lo scopo principale di Satana? Di prendere il posto di Dio. Okay? Lui vuole essere adorato come un Dio, vuole andare proprio nella parte del settentrione sul monte dell'assemblea, ossia proprio dove ci sono i figli di Dio, okay? E essere adorato come Dio. Questo è lo scopo che Satana ha sempre avuto dalla sua caduta. È molto interessante perché proprio ci fa vedere qual è la sua intenzione. E la cosa impressionante che ci racconta la parola di Dio nel libro di Apocalisse è che per un breve periodo qua sulla terra lui ci riuscirà, ossia per i 7 anni di regno dell'Anticristo lui proprio sarà quello che lui desidera essere, ossia un Dio adorato, ovviamente il Dio degli uomini, non il Dio vero, ma il Dio degli uomini, adorato da moltitudini di persone. Allora, adesso noi andremo in 2 testi biblici, ci trasferiamo nel Nuovo Testamento, che si trovano nella lettera ai Tessalonicesi. Se riesco ad andare avanti, indietro. Eccolo qua. Ok, dicono così questi 2 testi. Queste 2 lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto ci raccontano il momento esatto in cui il sogno di Satana si realizzerà. Okay? Sono 2 lettere escatologiche, ossia parlano proprio di dottrine future. Cosa stava succedendo in quelle 2 chiese, no? Nella chiesa di Tessalonica? Stava succedendo che stava entrando una falsa dottrina che diceva che Cristo era già tornato, ok? E quindi Paolo combatteva questa dottrina scrivendo queste 2 lettere, prima Tessalonicesi e seconda Tessalonicesi. Ma nella seconda Tessalonicesi in particolar modo lui ci racconta proprio il momento in cui Satana prenderà in mano il potere su questa terra. E dice così la parola di Dio: ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia di discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Vedete quello che vi dicevo qua? Ossia, qualcuno stava già predicando all'interno della Chiesa che il Signore era già tornato in forma invisibile. È un po' quella dottrina che stanno predicando da più di un secolo i testimoni di Geova, ossia dicono: il Signore è già tornato in modo invisibile, per quello noi abbiamo le sale del regno, si chiamano, no? E Paolo combatteva apertamente questa dottrina. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno, ossia il giorno del ritorno di Cristo, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Ossia, chi sarà l'anticristo? Chi sarà che governerà il mondo nel periodo dei 7 anni dopo il rapimento della Chiesa? Sarà un uomo del peccato, figlio della perdizione, chiamato anche l'avversario, ossia un uomo completamente sottomesso all'opera di Satana, okay? Ossia un uomo che ubbidirà in tutto e per tutto a Satana per fare quello che lui gli chiederà. Allora la cosa interessante è che quest'uomo avrà delle caratteristiche molto speciali. Dice così: colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino a porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Ossia, attenzione, qua c'è un elemento molto interessante che dice che si innalzerà sopra tutto quello che è oggetto di culto e si metterà nel tempio di Dio.
Voi sapete che oggi a Gerusalemme non c'è il Tempio di Dio, ok? Sono stati costruiti 2 templi, che è il Tempio di Salomone e il Tempio di Re Erode, ok? Che è praticamente una ricostruzione del Tempio di Salomone già, diciamo così, semidistrutto. E questi 2 templi sono il primo e il secondo tempio, ma verrà costruito, secondo questo testo biblico, un terzo tempio, ok? Sia là a Gerusalemme ci sarà un tempio che l'Anticristo avrà tutto l'interesse di far ricostruire. Perché? Perché lui vuole entrare, il suo sogno è quale? Entrare nel Tempio di Dio, proclamarsi Dio ed essere adorato da tutto il mondo. Ovviamente Gerusalemme ha una simbologia molto forte, sia Gerusalemme dove è abitato il nostro Signore Gesù, e lui vuole mostrarsi come un nuovo Messia che verrà adorato dalle moltitudini. Satana non può fare altro che imitare quello che il Signore ha fatto. Lui non è creatore, ok? Lui è una creatura. Perciò, se Dio ha la sua Chiesa, Satana ha la sua Chiesa. Se Dio ha il suo culto, Satana ha il suo culto. Se Dio ha i suoi ministri, Satana ha i suoi ministri. Se Dio ha il suo Cristo, Satana ha il suo anticristo. Se Dio è trino, anche Satana avrà una trinità. Satana, l'anticristo e il falso profeta. Okay? Quindi l'imitazione di quello che di quello che Satana vuole fare è esattamente quello che Dio ha fatto nel mondo. Quindi lui è quello che io chiamo sempre, so che lui è molto arrabbiato con me, io la chiamo la scimmia di Dio. Lui imita, punto, non può creare assolutamente niente. E lui vorrà ricreare questa immagine del Cristo, ossia una persona sottomessa completamente a Satana che si proclama Dio e vorrà essere adorato. Allora state attenti che cosa dice il secondo testo, sempre di Tessalonicesi. Dice: infatti il mistero dell'empietà è già in atto. Questa lettera è stata scritta più o meno a 2000 anni fa, okay? Poco meno di 2000 anni fa. Che cosa ci dice la parola di Dio? Il mistero dell'empietà è già in atto. Già a quell'epoca Satana stava costruendo il tempo in cui l'anticristo si sarebbe manifestato, ok? Allora andiamo avanti. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Chi è che lo trattiene? Chi ha trattenuto fino ad oggi il compimento del progetto di Satana di manifestare l'anticristo? È lo Spirito Santo insieme alla Chiesa, ok? Insieme alla Chiesa. Provate a immaginare cosa fa lo Spirito Santo. Trattiene il progetto di Satana di manifestare l'anticristo prima del tempo. Ma quando la Chiesa sarà rapita, e voi sapete che insieme alla Chiesa sarà rapito anche lo Spirito Santo, quindi non ci sarà più niente che lo trattiene, e lì sarà il momento in cui Satana si manifesterà. E allora, dice così, infatti il versetto 8, sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio, ossia l'anticristo, avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, segni e prodigi bugiardi. Che potere avrà l'anticristo? Di fare dei miracoli finti, ok? Che però inganneranno le persone, ossia giochi di prestigio, no? Quando noi andiamo a vedere un prestigiatore, wow, come ha fatto? Lui farà delle cose talmente grandi che la popolazione, poi vedremo una cosa molto interessante nello studio proprio del libro di Apocalisse, okay? Il prossimo testo che leggeremo. La venuta di quell'empio avrà luogo per azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, segni, prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E questo testo, adesso quello che leggeremo adesso, a me ha fatto venire i brividi. Perciò Dio manda loro una potenza di errore perché credono alla menzogna. Che cosa Dio farà quando queste persone crederanno a Satana?
Sia Dio manderà un indurimento ancora più grande nel loro cuore affinché credano alla menzogna. Terribile questo. Sia queste persone in quel modo non potranno ravvedersi. Ok? Perché? Perché Dio stringe il cuore e dirà: questi no, perché hanno creduto alla menzogna piuttosto che al Vangelo. Ok? Affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, vedete che Dio ha dato l'opportunità di credere alla verità, ma loro non hanno creduto, ma si sono compiaciuti dell'iniquità, siano giudicati. Ossia, ci sarà una resistenza alle cose spirituali nell'epoca dell'Anticristo che sarà terribile. Io non posso nemmeno lontanamente immaginare, perché la Bibbia ci descrive una panoramica generale, ma io solo per curiosità vorrei essere qua in spirito, non in corpo, per vedere quello che le persone faranno in quel periodo. Sarà una cosa terrificante, sarà proprio un cataclisma sociale. Non ci sarà più freni per uccidere, per stuprare, non ci saranno più freni. Okay? L'essere umano sarà completamente libero di essere una bestia senza catene. Okay? Quindi questo ce lo descrive l'Apostolo Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. Quindi la natura dell'Anticristo. Ripassando, un uomo completamente sottomesso alla volontà di Satana, una specie di Cristo, il terzo tempio ricostruito, la proclamazione di essere un Dio, la sua capacità taumaturgica, ossia di fare miracoli per ingannare. Molti crederanno in lui come si crede in un Dio, ad un Dio. Dio potenzia l'inganno del loro cuore perché non hanno aperto il cuore alla verità. Era proprio un ripasso, un riassunto di quello che abbiamo letto. Okay? Adesso leggiamo, siamo arrivati in Apocalisse al capitolo 13. Okay? Capitolo 13 è fondamentale per capire la natura dell'Anticristo e del falso profeta. Okay? L'Anticristo viene chiamato nel capitolo 13 la bestia che sale dal mare. Dice così il testo: poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli di un orso, la sua bocca come quella del leone, il dragone le diede la sua potenza, il suo trono alla grande autorità. Allora, perché la parola di Dio, voi sapete che Apocalisse è un libro simbolico, ok? Ovviamente l'Anticristo non sarà fatto in questo modo, ma sono delle caratteristiche spirituali che lui avrà, ok? Allora, perché dice che è una bestia che sale dal mare, ok? In questo caso Apocalisse 17 ci spiega il perché dice così la parola di Dio. Dice questo: le acque che tu hai visto e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Quindi che cosa è inteso il simbolo mare in questo contesto? Ossia, la bestia che sale dal mare è la bestia che sale da moltitudini, da approvazione di popoli. Okay? Quindi i popoli che avranno visto, attenzione, abbiamo visto che i popoli adoreranno la bestia, saranno sedotte dai miracoli della bestia. Che cosa faranno? No, noi vogliamo questo come capo di un governo mondiale. Quindi che cosa faranno? Eleggeranno e daranno in mano alla bestia tutto il potere che c'è qua sulla terra, potere politico, sociale, economico, di tutti i tipi. Lui avrà tutto nelle sue mani e i popoli glielo consegneranno senza nessun sforzo, perché lui ipnotizzerà, sedurrà le nazioni. È questo che succederà in quel momento. Adesso però andiamo a vedere perché ha descritto la bestia in questo modo molto strano, ossia il leone, il leopardo, i piedi da orso. Ok? Allora, per capire questo, noi dobbiamo andare, non lo leggeremo questa sera, vi chiedo di leggerlo a casa. Le 7 teste, okay? Le 7 teste e le 10 corna hanno una simbologia ben precisa. Perché 7 teste? Allora attenzione, nel corso della storia sono esistite 7, almeno fino ad oggi 6. Con la nuova società dell'Anticristo saremo a 7. Sono 7 superpotenze mondiali: la potenza egiziana, la potenza assira,
la potenza babilonese, la potenza persiana, la potenza greca, la potenza romana e infine l'ultima sarà la potenza di quella che viene chiamata la nuova Babilonia o Babilonia la Grande, che è un riassunto di tutte le caratteristiche di queste potenze. Per esempio, Egitto rappresenta la prostituzione. In Egitto ci sono stati più dei che esseri umani quasi, ok? Quindi la nuova società dell'Anticristo avrà un'adorazione idolatrica terribile, ossia ognuno adorerà il suo idolo. La Siria, una violenza cieca. La Siria aveva un dio che si chiamava Assur, che era un dio guerriero. Quando la Siria ha invaso Israele ha fatto dei disastri. Okay? Perché? Perché loro erano violenti e non avevano nessuna pietà per nessuno. I babilonesi, avanti, la prossima potenza, superpotenza mondiale, la raffinatezza culturale. Quindi nell'epoca dell'Anticristo ci sarà una società molto colta. Provate a mettere insieme queste cose: prostituzione idolatrica, violenza e raffinatezza culturale. Poi la Persia, una potenza di numero di soldati nella storia. L'esercito persiano è stato il più grande di tutti gli eserciti di tutte le epoche, quindi avrà un numero di soldati a disposizione dell'Anticristo incredibile, okay? Un esercito mondiale incredibile. La Grecia, la velocità di esecuzione, è il leopardo, e Roma infine la ferocia, una bestia, descrive Daniele capitolo 7, che divora tutto senza nessuna pietà. Quindi la società dell'Anticristo, lui avrà a disposizione tutte queste caratteristiche che noi vediamo, che si chiamerà la Babilonia la Grande. Okay? Quindi le 7 teste rappresentano che cosa? La caratteristica di ogni superpotenza mondiale che si è succeduta nella storia. Tutte queste caratteristiche sono insieme. Le 10 corna. Okay? Perché 10 corna su 7 teste? Sembra una roba un po' strana, no? Allora, ancora una volta, la Bibbia spiega la Bibbia. Okay? In Apocalisse 17 c'è spiegato che cosa sono queste 10 corna. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Ossia, in un momento, durante la manifestazione dell'Anticristo, ci saranno 10 capi di Stato, okay? Quali chiama re, perché nell'epoca di Giovanni chiaramente l'autorità era considerata il re, non poteva dire capi di governo, okay? Ma noi lo leggiamo chiaramente come capi di governo. Ci saranno 10 capi di governo che per un'ora faranno una riunione con l'Anticristo, no? Un gabinetto di seduta, e cosa faranno? Proprio consegneranno il potere alla bestia. Pensaci tu, ci rappresenti, noi siamo con te. Ok? Questo è quello che succederà. Avete capito perché la bestia con 7 corna, 10 corna, 7 teste, con una società che sarà prostituta, violenta, assolutamente raffinata, potente, molto rapida, se avrà a disposizione oggi già con l'intelligenza artificiale, fanno delle robe pazzesche, no? E feroce. Questo sarà il momento in cui l'Anticristo governerà il mondo. Okay? Provate a immaginare un cristiano. Appena pronuncerà il nome Cristo, quell'uomo lì sarà finito, okay? Sarà morto. Questo è il tipo di società che l'Anticristo avrà. Quindi un personaggio politico eletto da 10 capi di governo, questo è il riassunto, subisce un attentato a un certo punto, ma vive per una specie di risurrezione. Okay? Allora, in Apocalisse 13 non lo leggiamo tutto perché è molto lungo, e c'è scritto che a un certo punto la bestia sarà ferita, ok? Ma farà una specie di risurrezione. Quindi noi capiamo da lì che l'Anticristo subirà un attentato, non sappiamo da chi, ok? Però subirà un attentato, e che cosa succederà? Avrà una guarigione miracolosa. Tu provi a immaginare i popoli che vedono una persona praticamente morta quasi risorgere, no? Ovviamente sarà un inganno, ma noi sappiamo che
gli angeli caduti hanno un potere spirituale, ok? Hanno un potere spirituale. E in quel momento lì i popoli diranno: chi è simile alla bestia? È chiaro, no? Lui farà una specie di risurrezione, ok? E perciò tutti crederanno in lui. Adorazione globalizzata di Satana, perché l'anticristo è guarito miracolosamente coloro che non sono scritti nel libro della vita. Una bestemmia continua verso Dio e verso il tabernacolo, potere di agire per 42 mesi, ossia per 3 anni e mezzo, e guerra ai santi e sua vittoria. Ossia, i santi nell'epoca dell'anticristo saranno sconfitti socialmente parlando, non spiritualmente, ok? Perché chi verrà decapitato per la causa di Cristo risorgerà e andrà direttamente alla presenza di Dio, ok? Sono i martiri della grande tribolazione. Adesso vediamo l'altro personaggio, che si chiama il falso profeta. Vediamo se c'è la cosa. Eccolo qua. La parola di Dio lo descrive come un agnello con 2 corna, simile ad un agnello, ok? Simile ad un agnello, con una bocca che proferisce menzogne e che ingannerà il popolo e li porterà verso l'anticristo. Vediamo come lui farà. Leggiamo il testo. Dice: poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra. Questa non è una bestia che sale dal mare, ma è una bestia che sale dalla terra, che è un'altra cosa. Allora, perché la parola di Dio identifica questa bestia, che è il falso profeta, come la bestia che sale dalla terra? Allora, nell'antichità il popolo ebraico credeva che gli spiriti maligni venissero da sottoterra e possedessero una persona dai piedi, ok? Quindi questa identificazione spirituale, questo uomo che è il falso profeta, che poi vedremo un pochino più avanti nei prossimi capitoli, lui sarà il capo di un'unica religione mondiale. Noi ci stiamo avvicinando a questa realtà, no? Già negli anni '80 il Papa Wojtyla ha cominciato a radunare ad Assisi tutte le religioni del mondo per pregare insieme, ok? Ed è già più di 40 anni che questo succede, quindi la tendenza è proprio quella lì, di formare un'unica religione, in un unico culto, perché qualcuno prenda il possesso e la guida di quella religione. Quello sarà il falso profeta o la bestia che sale dalla terra. Quindi, prima di tutto noi capiamo che sale dalla terra significa che lui sarà posseduto da un potente spirito maligno per guidare i fedeli, tra virgolette, di quella religione unica all'anticristo, ok? Dice così: essa esercitava tutto il potere della prima bestia, vedete la Trinità, no? Satana, l'anticristo che esercita tutto il potere di Satana e il falso profeta che esercita tutto il potere della prima bestia. Quando Satana fa le robe le fa per bene, non c'è niente da dire, ok? In sua presenza, e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia. Che cosa lui farà? Qual è la sua funzione? Allora state attenti. Lui porterà gli abitanti della terra ad adorare la bestia. Adesso uso una parola grossa. Lui farà da pontefice. State capendo cosa dico? Sì, farà da pontefice tra il popolo e l'anticristo. Adorate la bestia perché lui è quello che ci condurrà nella nuova era dell'illuminazione. Ok? È così che funzionerà. La cui piaga mortale era stata guarita e operava grandi segni miracolosi sino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra con i segni miracolosi allo stesso modo della bestia che sale dal mare, che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia, ossia un idolo proprio visibile, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Eccola qua, no? La ferita della bestia che sale dal mare. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia, ossia un'immagine che può parlare. Io credo che Giovanni stesse avendo una visione pensando a dei sistemi
tipo i nostri, che oggi noi identifichiamo chiaramente come la TV, come i sistemi multimediali, le piattaforme, no, multimediali. Allora in quell'epoca Giovanni come la poteva descrivere? L'immagine ha una voce, no? Ma ovviamente c'è una visione che noi possiamo approvare in un modo completamente diverso con le conoscenze che abbiamo noi oggi, no? Quindi attraverso dei sistemi di comunicazione di massa questa immagine può parlare e può uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre, ancora una funzione della bestia che sale dalla terra, obbligò tutti, piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome, che poi la parola di Dio dice che è il 666. Ok? Quindi l'altra funzione della bestia che sale dal mare è proprio mettere un marchio sulle persone che appartengono alla società dell'anticristo. Ed è interessante che se tu non hai questo marchio in quell'epoca, tu non potrai comprare niente, non potrai vendere niente, sarai una nullità. Ossia, se oggi, prova a immaginare, no? Già quando tu perdi un portafoglio con la carta di credito, la patente e il bancomat, sei già perso. No? Cioè, se ti fermano i carabinieri, che cosa gli mostri? No? Il sorriso, no? Al massimo il sorriso. Ma in quell'epoca ci sarà qualcuno che spinge il bottone e dice: tu non esisti, ok? Non potrai ricevere cure, non potrai comprare, non potrai vendere, niente, sarai un nulla, ok? Sapete che in Cina sta già succedendo questo? In alcune città campione stanno già facendo questo. Io ho visto un programma, non voci di corridoio, no? Hanno fatto dei servizi veri e propri al telegiornale. C'è una città, che non ricordo il nome, dove ci sono delle persone che vivono a punti, vivono a punteggio. Ossia, se tu, per esempio, prendi una serie di multe, non è come qua in Italia, no? Se tu prendi una serie di multe che vanno oltre quello stabilito, la tua carta di credito in alcuni casi non funziona più. Ossia, questa ragazza che aveva fatto una cosa anche lecita alla fine, no? Raccontava che lei era andata a protestare negli uffici della città, negli uffici amministrativi, perché il suo appartamento dove lei viveva, che era un appartamento statale, non funzionavano più alcune cose. Lei ha proprio protestato, no? E dopo un po' di tempo si è accorta che lei non riusciva più a prenotare il biglietto del treno, non riusciva più a entrare in alcuni negozi, pagare con la carta di credito. Cosa era successo? Gli avevano inibito certi servizi pubblici, ok? E addirittura il suo volto cominciava a uscire in quei mega schermi che ci sono lungo quelle città tecnologiche, ok? Cominciava a uscire e veniva etichettata come una persona da evitare. Prova a immaginare nell'epoca dell'anticristo cosa succederà. È proprio così, ossia tu sarai bandito dalla società, ma soprattutto non riuscirai a fare niente, perché tutti i sistemi stanno diventando digitali. Voi sapete che c'è un digital wallet in programma nell'Unione Europea, vero? Dove ci sarà dentro tutto, patente, carta di credito, tesserino sanitario, si chiama digital wallet. Sta già cominciando a prendere piedi, in alcuni paesi stanno già cominciando a inserirlo, in Italia ancora no, ma stiamo arrivando, ok? Per il momento è libero, ma prova a immaginare il potere di chi sta dietro a questa cosa. Ci sarà un momento in cui lui, se tu non gli vai più bene, schiaccia il pulsante, finito, la tua identità non esiste più. Quindi questo è il compito, la funzione della bestia che sale dal mare, ok? Quindi un personaggio religioso posseduto da uno spirito maligno potente, l'agnello, ossia simulazione di un uomo mansueto, ok? Lui sarà simulato, si assembrerà un uomo spirituale, ma sarà un demone travestito, un agnello travestito, un lupo travestito d'agnello. Due corna, ossia potere a oriente e occidente. Il corno nell'antichità era simbologia di potere di compiere segni potenti, farà da pontefice per adorare la bestia. Questo è
vediamo qua, prossima slide, che è l'ultima che leggeremo stasera. Promozione globale della bestia che sale dal mare attraverso mezzi di comunicazione, come abbiamo detto. Okay? Questo è il riassunto. Impressione del marchio della bestia, vi ricordate che questo sigillo diabolico si chiama marchio, non si chiama sigillo, ok? Ossia è un marchio, le bestie vengono marchiate come le mucche, ok? Saremo delle bestie per l'anticristo. Il numero 666 è il numero d'uomo che si fa Dio. Voi sapete perché è 666? Il sesto giorno è il giorno in cui l'essere umano, l'uomo è stato creato, no? Quindi il numero 3 è il numero di Dio, quindi è l'uomo che si fa Dio, 666, ok? L'uomo che si fa Dio. La repressione sociale su chi rifiuterà di mettere il numero della bestia è il capo della religione globale voluta da Satana, la prostituta che cavalca la bestia. Questo lo vedremo nei prossimi studi, ok? Io mi fermo qua questa sera. Qualche domanda? Sì, Luciano. Aspetta. La prima domanda è, sappiamo che Dio già sa di tutta questa cosa qua perché hai mostrato a Daniele per scrivere sulla Bibbia e preparare il suo popolo. Ok, ma se Dio già sa di tutta questa cosa qua, vuol dire che, diciamo, questa è una parola grossa no senso, hai pianificato già questa cosa? Dio, bom. L'altra domanda. Ok, e Dio, diciamo no, sa i nostri pensieri, il diavolo non riesce a capire i nostri pensieri. E neanche lui sa di questa cosa nella Bibbia, riesce a leggere o sapere di questa cosa qua, il piano, tutta questa cosa qua, per, diciamo così, fare un altro tipo di piano per sconfiggere Dio. No. Ok. C'è un testo biblico che ti sto cercando nel libro di Isaia che ci parla di quello che i teologi definiscono la sovranità di Dio, ok? Ok. Eccolo qua, Isaia 46, versetto 10 e 11. Dice, io annuncio, questo è Dio che parla in prima persona, ok? E dice così, io annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute, io dico il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Chiamo da oriente un uccello da preda, da una terra lontana, l'uomo che effettua il mio disegno. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Ossia, questa è la sovranità assoluta di Dio nell'universo. Quando Dio ha un piano da portare avanti, lui lo porta fino alla fine, senza nessun problema. L'Apostolo Paolo riprende questo tema, Filippesi 1,6, e dice, colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Ossia, questa è la sovranità di Dio. E lui va in una direzione. Tutto è sotto il controllo di Dio nell'universo. Allora la domanda veramente profonda da farsi è, ma anche il regno dell'anticristo fa parte del piano di Dio? La risposta è assolutamente sì. E c'è un motivo, ok? C'è un motivo. Perché tutti quelli che fino al rapimento della Chiesa hanno detto di no al messaggio di salvezza, finalmente quando l'anticristo comincerà a fare pressione sui popoli
Si renderanno conto che la salvezza in Cristo sarà l'unica via d'uscita. Okay? Quindi Dio dà un'opportunità ancora più profonda, ancora più forte. Dio non vuole perdere nessuno. Okay? Arrivo alla seconda parte della tua domanda. Okay? Ma Satana non può contrastare questa cosa, quello che mi hai chiesto tu, no? Satana non può riuscire a cambiare questo piano di Dio. Il grande problema di Satana è che la sua mente è talmente corrotta dal peccato originale che lui ritiene che la parola di Dio sia una bugia. Non riesce a vederlo, capisci? Lui è la differenza tra un uomo e un angelo caduto è che noi siamo caduti per tentazione. Perché noi ci hanno accecati, ma non è stata una cosa che noi abbiamo fatto chiaramente in opposizione, consapevoli di quello che stavamo facendo. Siamo stati ingannati ed è per quello che Dio ha dato la seconda opportunità. Ossia, sei stato ingannato, adesso però ti do l'occasione della verità. Satana non può redimersi perché? Perché lui ha visto nel cielo la creazione, ha visto tutto quello che Dio ha fatto, il piano di Dio per intero, ma ha deciso liberamente di ribellarsi ed è per quello che lui è caduto in modo definitivo. Non c'è redenzione per i demoni. Okay? Questo è. Qualche teologo ha detto che potrebbe essere un po', ok, perché ci sono quelli che, allora, sta tornando di moda, okay, in Stati Uniti e Sud America, una dottrina che si chiama universalismo. L'universalismo che cosa dice? Tutti sono salvati e alla fine si salveranno anche i demoni, perché Dio ha fatto una salvezza talmente perfetta per tutti che tutti si salveranno. Io dico misericordia, poverino, okay? Chi ha creduto in questa teologia. Ho risposto alle 2 domande? Tranquillo? Ok. Bom, a terça domanda quase que Isaac estava respondendo ali, mas como estava dizendo lei, Dio ama tutti, hai creato tutti, ma avrà il tempo che la Chiesa sarà rapita e che Spirito Santo insieme. Ma se Dio vai salvare tutti, perché ha detto che farà com que quelli che restano lì, che diciamo fai diventare i cuori più duro, no senso che não vedono la grandeza di Dio, la salvezza e quello lì sarà un contrapponto lì, una cosa di perché Dio farà quello lì se vuoi che tutti siano salvo. Allora quella persona che restano lì non saranno salvo se lui fa quella cosa lì. La terza c'è anche una quarta o questa? Ok, allora proprio non questa domenica ma la domenica prossima io predicherò su un tema, non è colpa mia, ok? Me l'ha messo il pastore Caio in elenco, predicherò sulla bestemmia contro lo Spirito Santo. Allora, attenzione, è il peccato da cui non c'è ritorno, ok? Ha almeno 2 radici la bestemmia contro lo Spirito Santo. O negare che un miracolo che lo Spirito Santo ha fatto sia un miracolo e chiamarlo come un miracolo diabolico, questa è una radice del bestemmia contro lo Spirito Santo, ossia ai tempi di Cristo, quando Gesù faceva i miracoli, arrivano i farisei e dicono tu fai questi miracoli con l'aiuto di Satana, no? E Gesù lì proprio comincia a parlare della bestemmia contro lo Spirito Santo, ossia, e dice se voi fate così non avrete remissione né in questa epoca né nell'epoca futura, perché è una cosa che un'evidenza così grande di chi Cristo opera un miracolo e negare che quello sia un miracolo da parte di Cristo, da parte dello Spirito Santo, significa che il mio cuore diventa di una durezza, perché attenzione, chi è che convince di peccato, giustizia e giudizio? È lo Spirito Santo. Se tu neghi che lo Spirito Santo sta facendo quella cosa, il tuo cuore diventa come una pietra e non c'è più possibilità di ravvedimento. Questa è una radice.
La seconda radice è quando lo Spirito Santo, se tu vai in Ebrei capitolo 6, possiamo leggerlo, lo leggiamo anzi, perché è molto importante. Ebrei capitolo 6, se volete accompagnare insieme a me, se qualcuno ha la Bibbia. Ebrei capitolo 6. Dal versetto 4 in poi, qua ci dà proprio l'idea di una persona che partecipa alle cose dello Spirito Santo dentro in una chiesa, ok? Vede tutto quello che c'è da vedere, ma continua a resistere a quella visione, allora lì non c'è più ritorno dal suo peccato. E dice così, dal versetto 4, infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, ossia Dio ha parlato al loro cuore, Ebrei capitolo 6, versetto 4, infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, ossia la vita eterna, no? Hanno visto che cosa significa avere la vita eterna e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, ossia gente che viene in chiesa, ascolta la predica, wow, che bello, mi piace, partecipo all'adorazione della comunità, il pastore predica, i fratelli mi accolgono, è tutto bello, ok? E poi sono caduti, ossia sono tornati nel mondo. È impossibile, guarda che parola forte che usa, impossibile ricondurli di nuovo a ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono alla infamia. Quando una terra, ossia quando il cuore umano, imbevuta dalla pioggia, benedizioni, che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che lo coltivano, riceve benedizione da Dio, ossia porto frutto, Dio mi benedice, ok? Ma se produce, ossia tutte le benedizioni che Dio ci dà e produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta. La sua fine sarà di essere bruciata. Ossia, chi resiste, Dio vuole che tutti gli uomini vengano salvati, è indubbio. E Dio dà opportunità a tutti gli uomini di essere salvati, è indubbio. Ma ci sono cuori che resistono e resistono e resistono e arriva a un certo punto, come dice qua, hai visto tutto quello che c'era da vedere, hai sentito tutto quello che c'era da sentire, ti ho dato prova che tutto quello che dico è vero, ma tu continui a resistere, non c'è frutto perché non accogli Cristo come personale Salvatore e Signore. Allora tu hai un cuore che io non posso più lavorare, ti lascio al tuo destino. E se ci pensate bene, carissimi, vi ricordate la parabola delle 10 vergini? È questo, ossia 10 vergini, tutte che aspettano lo sposo, ossia questo rappresenta la Chiesa, no? 5 hanno l'olio, 5 no. 5 vengono portate nelle nozze e 5 rimangono qua sulla terra e dice la parola di Dio e dove loro rimarranno ci sarà il pianto e lo stridore di denti, ossia rammarico, rimorso e rabbia per quello che Dio è, perché non sono veri credenti. Guarda, se io, non so voi, ma se io aprissi gli occhi sul mondo spirituale, gente, io prenderei paura. Cosa c'è nel cuore delle persone? Meno male che lo sa solo Dio, ok? Perché non tutti quelli che vengono al culto sono credenti. Questo dobbiamo averlo molto chiaro nella testa, perché quando poi succedono i disastri nella Chiesa, no? Che le persone cominciano a alzarsi, litigare, sparare sul pastore, sparare sui fratelli, sparare sui ministeri, dici ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che sono 5 vergini senza l'olio nella lampada. È questo che sta succedendo. Non ci sono dei non credenti in mezzo a noi. Questo è chiaro. Dio vuole salvare, sì, ma se tu continui a resistere alla verità, come abbiamo detto nel testo là di Apocalisse, se tu non apri il cuore alla verità, il cuore si indurisce e Dio lì abbandona. È così che funziona. Ok? Parliamo di quello che rimangono. Perché guardando così, com quelli che rimangono, quando la Chiesa
sarà chiamata anche o Spirito Santo, perché non abbiamo più il Spirito Santo. Allora, guardando così, può darsi, pensando al cuore umano, che seria facile, perché è rimasto, adesso dico, no, io credo e muoio in nome di Gesù e andrò. Ma come non avrà più il Spirito Santo, credo che sarà, può darsi più difficile, perché magari penseremo, abbiamo più, come posso dire, non abbiamo più quell'amore più a Cristo o a Dio. Saremo più costretti a amare più il mondo, penso, da quel periodo lì. Mi dai così l'occasione di leggere un testo che si trova in Matteo 24 ed è proprio la chiara identità di quello che hai detto tu. Ossia, Cristo parla proprio di questo periodo, dice: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, sta parlando proprio di questo periodo, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Allora attenzione, sembra in questo testo, no, che la salvezza è per perseveranza di opere, no? Ma bisogna studiare la parola di Dio. Il contesto di cui parla Gesù è proprio quel periodo dell'anticristo, dove non ci sarà lo Spirito Santo e dove i cristiani per credere dovranno dimostrarlo fino alla morte che sono credenti. E l'anticristo, dice la parola di Dio, li decapiterà, capito? Perché loro non hanno voluto il marchio, quindi verranno decapitati, ma attraverso quella testimonianza loro saranno salvati, ok? Quindi attenzione, non fatevi ingannare dal contesto della parola di Dio, bisogna sempre capire dove è messo un versetto, perché sembra qua che chi avrà perseverato fino alla fine, ossia, io se ho lo Spirito Santo, il Signore mi dice, io sono salvato una volta per sempre, no? Sigillo dello Spirito Santo è questo. Queste persone non avranno lo Spirito Santo, perciò dovranno dimostrarlo con le opere. Ok? Chiaro? Boh, c'è qualcos'altro? Domande? Se ne hai qualcun altro, Luciano, è il momento giusto, ok? Ok. Va bene, carissimi. Grazie a Dio ha suscitato un po' di interesse questo studio. Va bene? Preghiamo per chiudere e ci vediamo sabato prossimo per il prossimo capitolo. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio e ti benedico, Padre, perché la tua parola ci fa entrare in una profonda comunione, in una profonda visione insieme a te. Ti chiedo, Signore, che tu possa benedire la nostra serata nelle nostre case, fra poco quando torneremo, e che domani possiamo alzarci pronti per un culto che ti sia accettevole per la tua gloria e per il tuo onore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie, buona serata, Dio ti benedica.